Con noi Francesco Mattiazzo, presidente Assoturismo Veneto, coordinatore nazionale eventi e congressi. Grazie di essere qui con noi. Doveroso parlare quindi di turismo perché ci troviamo adesso davanti la Pasqua, poi con la Pasqua ci sono alcuni ponti e festività insomma, che possono essere considerate strategiche, poi si apre il periodo comunque primavera inoltrata, Pentecoste, estate, insomma le proiezioni è doveroso farle e poi facciamo anche tiriamo un po' una somma di quello che è successo finora. Come sta andando? Partiamo dai dati 2019 che erano eclatanti, 2020 tragici, 2021 leggera ripresa, ma adesso? Allora, nel 2022 piano piano tutto il fatturato del mondo del turismo sta ripartendo. Adesso la Pasqua si presenta abbastanza discreta, siamo a circa 4 milioni e 9 a dati della scorsa settimana di presenze in albergo, quindi di notti. Il raffronto è contro un 2019 che erano circa 6 milioni e 100 di pernottamenti, quindi pensiamo che la Pasqua piano piano sta ripartendo. I segnali che ci sono le città d'arte, specialmente sono piene, la montagna anche causa mancanza di neve, è una Pasqua che cade adesso in aprile, è più difficile che ci siano presenze. Anche sul livello a Jesolo, le località del mare, anche lì ci sono abbastanza richieste. Siamo fiduciosi, abbiamo visto che nel mese di maggio, anche perché sono aumentati i voli in arrivo dai paesi esteri verso l'Italia e quindi automaticamente adesso si cominciano a vedere i famosi pullman in giro per le autostrade che fino a 2 o 3 mesi fa non si vedevano. Certamente la parte del leone la fa sempre l'italiano e anche quest'estate sia per mare e montagna la parte del leone è sempre l'italiano. Le città d'arte stiamo vedendo proprio in questi giorni che c'è un grossissimo risveglio e siamo molto fiduciosi. Dovrebbe essere una buona, non dico una buona annata in confronto a un 2021 che è stato anche in quell'anno disastroso. Ecco, quindi per regioni circa, così come sta andando meglio, il sud come prenotazioni, il Roma, il centro, oppure andiamo va bene il Veneto, come ci sono delle distinzioni per la tendenza e anche i flussi un po' capire da dove vengono? Sì, allora per esempio nel Veneto abbiamo la Pasqua che Venezia è piena, dopodiché incomincia la Biennale dal 21 aprile e quindi per altre 2 settimane minimo Venezia va proprio in overbooking. Con questo al di là dei veneziani che si lamentano, però insomma era un po' di tempo che soffrivano, quindi era anche il caso che si risvegliasse. Sì, perché Venezia stava soffrendo da novembre quando c'è stata la famosa acqua alta del 2019 e da quel periodo che Venezia sta soffrendo perché su tutti i giornali a livello mondiale è venuto fuori che Venezia era stata sommersa. Adesso c'è questo grosso risveglio, specialmente anche data dalla Biennale, e vediamo anche che è aumentata la tariffa media, perché non bisogna fare solo il calcolo delle presenze, quante notti, milioni di notti sono state vendute, ma anche il ricavo medio, che è fondamentale. Ed è alto. Sì, a Venezia. Quindi è un turista big spender? Sì, high spender, abbiamo un turista molto high spender su Venezia che proprio per la Biennale vuole venire a visitarla, a scoprire le meraviglie e più sappiamo che la città di Venezia è una città molto attrattiva. Per questo motivo in questo momento riusciamo anche a vendere a tariffe molto alte. Quindi è un turismo culturale sostanzialmente, quindi in particolare qualificato, non è un mordi e fuggi o di un giorno di passaggio che poi arriva a Venezia pernottando da altre parti, perché era stato quello. Questo è proprio un turista che spende, è quello che... Italiano per lo più oppure abbiamo presenze straniere? Maggior parte esteri. Maggior parte esteri, fortunatamente, maggior parte esteri, l'italiano spende, perché anche per noi l'italiano è un ottimo cliente per Venezia, però in questo momento spendono tantissimo i turisti stranieri, perché l'attrattiva è fortissima e tutti, specialmente dopo 2 anni e passa di pandemia, vogliono ritornare alla normalità e rivedere la Venezia dove veramente ci sono tutti i ristoranti aperti, tutti i musei aperti, sono già aperti già dall'anno scorso. Però adesso che anche da maggio in poi non ci saranno più le mascherine anche al chiuso, cominciamo a entrare nella normalità. Per rimanere, si spera, nella normalità noi siamo fiduciosi. Sono così intolleranti all'estero nei confronti delle mascherine?
non sono abituati perché le hanno tolte prima di noi. Io non voglio dire se è giusto o sbagliato, però questo anticipo che hanno tolto le mascherine con noi ci hanno dato un mese di ritardo di programmazione. Magari abbiamo fatto bene, non voglio dire di no, quindi io mi attengo alle regole che ci sono in questo momento e sappiamo che noi dal 1° maggio incominciamo a vedere maggiori prenotazioni, anche perché il cliente percepisce la normalità, che se c'è una mascherina pensa ancora che ci sia un problema. Chiede, si informa se ci sono restrizioni. Chiedono se ci sono restrizioni, chiedono del Green Pass, chiedono tantissime cose, e se noi diciamo tutte le normative capiscono che in questo momento siamo obbligati a mantenerle, quindi dicono allora avete ancora magari un tasso alto di Covid, di questa malattia. Invece è l'inverso, perché l'Italia è uno dei paesi che sta andando forse meglio di tanti altri, e quindi noi aspettiamo il 1° maggio per dire anche noi siamo, tra virgolette... Ma quello che mi lascia un po' così perplesso è il fatto di quando tu prendi l'aereo, bene o male, soprattutto torni negli Stati Uniti, faccio l'esempio, oppure vai dove devi andare. Io mi sono anche informata di queste cose qui, e non è il massimo della vita, perché il tampone te lo chiedono. E allora se tu, perché hai fatto il bel bello, tranquillo, senza mascherina di qua e di là nei ristoranti, stipato eccetera, ti fai il bel tamponcino di rientro e risulta che c'hai il Covid, ti devi recludere una settimana in un albergo, non è certo piacevole, perché anche e soprattutto all'estero, poi gli Stati Uniti non è che danno 3.000 giorni di vacanza, quelli sono, costa, ed è comunque abbastanza, una parte della famiglia resta, una va, insomma non è una cosa semplice. Il problema è sempre questo step del viaggio. O viceversa, se noi andiamo all'estero abbiamo anche lì, per esempio c'è stato la Thailandia, tutto aperto, poi scopri che non è così, perché devi scegliere un hotel nel quale pernotterai la prima notte, dovrai stare 8-12 ore fino all'esito del secondo tampone molecolare che ti viene fatto all'arrivo. L'ho capito, e questa sorta di tampone, se io nel frattempo lì posso gozzovigliare, ma poi non torno più in Italia, come chi va all'estero non torna più nel suo paese. Cioè non la vedo così allegra. Sono pienamente d'accordo, però è la percezione. La vacanza vuol dire libertà, vuol dire tante cose. La percezione in questo momento, che secondo me può essere anche giustissima, è che ancora con la mascherina abbiamo problemi. Però adesso dal 1° maggio si riparte, quindi ormai siamo verso la fine, teniamoci le mascherine ancora per 2 settimane e dopo vediamo, sperando sempre che prima la salute e dopo le mascherine. Comunque la Cina, anche perché sono in lockdown, e forse anche mi pare anche l'Indonesia non sono messi benissimo, non vengono, non possono. Allora abbiamo grossi problemi di voli, invece ne sono pochi, e in più oltre ai problemi di volo abbiamo proprio che il mercato in questo momento è bloccato, perché la Cina, maggior parte di tutte le sue persone che vivono, cercano di mantenerli all'interno del loro paese in questo momento. Addirittura delle regioni, mi pare di aver capito. Proprio a parte Shanghai dentro le case. Le cercano proprio ancora adesso in questo momento, quindi il mercato cinese, che era molto importante, è un mercato low cost, questo sì, però è un mercato molto importante. Però sta crescendo il cinese, cioè hanno delle scelte loro di location, dove andare, eccetera, però... Era un mercato che era partito molto low cost, e siccome è un grande paese e ci sono anche molti ricchi, anche una classe media che è molto importante, in questo momento si sta aumentando, e quindi eravamo arrivati nel 2019 già con un target che c'era un 50% di un low cost, ma anche un 50% di un medio alto, che era importante. L'Italia viene scelta anche da tantissime persone, specialmente sulla classe medio alta. Noi dobbiamo vivere con tutti e due, noi dobbiamo vivere con tutti e 2 i mercati, perché dobbiamo vivere dalla fiera del bar, dalla filiera del bar, fino ad arrivare a quello del 5 Stelle, quindi è tutta la filiera che si deve muovere, e quindi dobbiamo essere capaci noi a portare sia per le filiere del lusso che quelle non del lusso un flusso di presenze adeguate, non di andare sull'overtourism, perché il più grosso problema in certe città è l'overtourism, che non fa bene a nessuno. E cosa sarebbe? Traduciamolo per chi ci ascolta. L'overtourism sarebbe quando andiamo oltre la capacità non ricettiva degli alberghi, ma quando andiamo oltre la capacità ricettiva della città. Ce l'abbiamo su Venezia, ce l'abbiamo su Firenze, su Roma ce l'abbiamo, ma c'era su Roma, non mi ricordo. Roma è poi la città che in questo momento sta soffrendo tantissimo. Abbiamo quasi un 20% di alberghi ancora chiusi in questo momento. Sono tanti 20% però.
e Ma certi non qual è la riapriranno. ragione? C'era un grossissimo flusso di turismo, perché Roma faceva quasi 30 milioni di presenze, solo la città, e Roma, avendo Fiumicino, è la prima città che viene toccata in arrivo o in partenza sempre, e quindi un cliente o arrivo a parte sempre da Fiumicino. Proprio per questo motivo qua Roma aveva tantissimi alberghi, proprio perché c'era una grossissima richiesta sia nel centro che al di fuori del centro. Con questa pandemia i costi sono stati altissimi, i ristori non sono stati adeguati per mantenere le strutture aperte, quindi chi aveva già un problema prima che magari non riusciva ad andare molto bene ha avuto la mazzata nel 20 e nel 21. Vediamo adesso queste riprese. Io sono stato su alla BIT a Milano, che è finita ieri, le sensazioni sono molto positive in questo momento. Lo vediamo un po' da tutte le parti, su tutti i giornali del settore, che sia dal mondo del leisure travel, che sarebbe quello del turista che viene dall'estero o l'italiano che viene per divertirsi, ma anche, che è molto importante per tantissime città, il business travel, città come Milano, città anche come Roma, anche Firenze, cioè il turismo, oppure un altro tipo di turismo si chiama il B-leisure, cioè il business e leisure, quindi faccio 3 giorni di lavoro e 2 giorni di divertimento. Certo. Quindi anche proprio per questo motivo qua abbiamo vari mercati. Il mercato del business travel sta ripartendo, non sarà, ci vorrà 2 o 3 anni prima di ripartire come era il 2019, queste sono statistiche che vengono date dalle compagnie aeree, che loro analizzano i flussi, e una compagnia aerea, specialmente quelle grosse, non mettono i voli di linea se non hanno un riempimento dell'aereo costante e molto elevato. Loro dicono che la ripresa effettiva ci sarà più nel 2023, e infatti la stiamo vedendo anche noi, anche se stanno ogni giorno aumentando le destinazioni sui singoli aeroporti. Quindi abbiamo questo tipo di turismo. Io interrompo solo un attimo, perché accennato alla BIT è anche interessante parlare ai nostri telespettatori, magari chi non lo conosce, e fare un po' il punto su come si è presentato l'aspettavamo un po' questa fiera del turismo, perché è quella che dà il segnale, si sta partendo tutto, no? Non sta partendo, perché abbiamo visto questi 2 anni, la facevano virtuale, no? Tra le altre cose, e vedere anche Milano, appunto abbiamo parlato di Roma, vediamo anche Milano. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi torniamo insieme tra poco. Grazie.